Amministrazione di Jesolo e categorie del ricettivo hanno fatto il punto questa mattina sulla stagione turistica che sta arrivando a conclusione. Il bilancio tracciato parla di un 2023 sostanzialmente in linea con l'anno precedente, vista la leggera flessione dell'1,64% sugli introiti dell'imposta di soggiorno. Tra i più soddisfatti c'è senza dubbio la categoria alberghiera, che ha evidenziato un'occupazione media del 78,6% nelle strutture nel periodo tra il 19 maggio e il 16 settembre e con una permanenza media di 6,2 giorni, in linea con l'anno 2022. Dati che mostrano quanto a Jesolo la stagione sembra voler proseguire sempre di più, motivo che ha spinto l'Associazione Jesolana Albergatori a chiedere all'amministrazione un patto per la località, dove impegnarsi per riuscire ad avere eventi importanti anche durante l'autunno, per portare presenze importanti anche nel dopo estate. Sì, l'idea è di lanciare proprio questo patto per la località, per la continuazione di una stagione che è stata sicuramente una stagione eccezionale, dove da sempre ci dichiarano città matura. Abbiamo dimostrato che è vero, siamo una città matura, ma che ogni anno si rinnova ed è capace ad aspirare a grandi numeri. I grandi numeri ci sono stati e ci auguriamo che il prossimo anno, grazie all'aiuto di tutte le associazioni, commercianti, la Federconsorzi, quindi la spiaggia, e degli albergatori stessi, si possa aggiungere settimane a quella che è una stagionalità già importante, ma che se ci porta a chiudere verso la fine di ottobre sicuramente può dare una spinta importante sia per la redditività di tutte le strutture, ma soprattutto per la comunicazione e la conoscenza della località. A pesare invece, soprattutto nel comparto del commercio, è stata l'inflazione, che ha eroso la capacità di spesa da parte delle famiglie e allo stesso tempo ha alzato i costi per le materie prime. Il dato più importante è la tenuta economica delle aziende, perché è solo così che crei benessere e crei continuità di attività aziendale. I fatturati hanno tenuto bene, sia il mondo dei pubblici esercizi ha retto, con un dato positivo, siamo intorno al 6-8%, i negozi di abbigliamento e accessoristica solo un 2-2,6%, che naturalmente questi margini purtroppo verranno erosi in gran parte da quella che è l'inflazione, perché effettivamente l'inflazione è cresciuta. Però diciamo che reggere in una situazione così difficile, reggere quei fatturati è già un fattore molto positivo. Ora, per la località, è tempo di pensare all'autunno, dove si concentreranno ancora dei grandi eventi, dalla musica allo sport, ma soprattutto si penserà alla stagione 2024, con le campagne di promozione che partiranno già a breve. I mercati affezionati a noi, come quello di Austria e Germania, chiaramente hanno dei tassi di occupazione nelle nostre strutture ricettive che sono forse inarrivabili in tempi brevi, però vediamo dei mercati che fluttuano di più, come il mercato svizzero, come il ritorno, perché aveva già avuto dei segnali positivi in passato, del mercato ungherese e di tutti i mercati dell'est in generale. Sono mercati sui quali abbiamo investito poco, che forse conosciamo anche poco in termini di ospitalità e sui quali credo valga la pena certamente, per la capacità di spesa sempre crescente di queste nazioni, provare ad investire qualcosa in termini di promozione e di incoming per la nostra località. Iniziamo subito il 5 di maggio con Ironman, c'è già stato appunto il rinnovo per i 2 anni prossimi e eventualmente un'opzione su altri 2. Proseguiremo con i vari eventi sportivi al Palazzetto. Abbiamo confermato, siamo in chiusura, acqua anche per l'anno prossimo a giugno, e una coda di stagione che come quest'anno prevede insomma la festa dell'uva, le frecce tricolori e quant'altro. La parte più importante della promozione quest'anno, oltre che Austria e Germania, che sono i 2 mercati che cubano di più per quanto riguarda le prenotazioni sul territorio, andrà indirizzata sui mercati emergenti Polonia, Ungheria, Repubblica Ceca e Repubblica Slovacca, che quest'anno hanno dato un riscontro oltre le aspettative, anche in funzione di alcune attività commerciali sul territorio est. Quest'anno verranno implementati perché probabilmente quello può essere un futuro abbastanza prossimo per la nostra località.